Buonasera, è lunedì e siamo arrivati ovviamente alla discussione con il nostro ospite dei vari temi che riguardano appunto il weekend calcistico, e lo faremo con Biagio Castagna, il radiocronista del web, ricordando soprattutto questo weekend calcistico che, come appunto nell'anticipazione dei vari post sui social, in teoria doveva dare già delle indicazioni ben precise per ciò che riguardava la testa della classifica, ma anche il fondo della classifica, e così è stato in parte per ciò che riguarda la testa della classifica, ma non del tutto per invece la zona retrocessione, dove ancora c'è abbastanza apertura, non c'è una chiarezza. Questo grazie appunto al gol che è stato fatto dal Cagliari all'ultimo secondo, anzi al 99esimo. Va bene, che calcio che fa? Il nostro format solito, che va in onda sulle varie alcune pagine, da Che calcio che fa, quelle personali, e a quella in principal modo di silviomusicradio.it, che è la radio di appartenenza di Che calcio che fa. Quest'anno appunto ribadisco il concetto che lo stiamo facendo in streaming, però probabilmente ritorneremo l'anno prossima stagione in presenza, e al tempo stesso ricordo che è presente il Che calcio che fa sui soliti canali social. La puntata viene in diretta e poi successivamente allocata su YouTube, su Twitch, e poi ovviamente Facebook e Instagram per ciò che riguarda i post e tutte le varie segnalazioni. Ricordo che esiste anche il sito attivo che è ripartito, che è checalciochefa.com, che fa parte del network Tutto Mercato Web. Abbiamo anche il momento della beneficenza, ed è questa che riguarda appunto un'associazione che conosco molto bene. Conosci Frederick? Per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, il sito, se qualcuno desidera unirsi a questa campagna, è www.per-alto-em.it, e lì c'è l'IBAN, quindi se qualcuno è interessato, ribadisco ogni volta che questa è un'associazione veramente molto ma molto in gamba, che sta facendo ricerca. Sappiamo che le malattie rare sono poco seguite dalle case farmaceutiche, degli istituti di ricerca. Bene, ritorniamo ovviamente a parlare di calcio. Tra parentesi, io sto commettendo un gravissimo errore perché ho un fondo che non è quello. Attenzione, vabbè, questo vi lascio un attimo, vado a recuperarlo velocissimamente. Purtroppo ho tante trasmissioni e quindi è così, è inevitabile. I fondi si alternano di giorno in giorno. Andiamo a riprendere quello giusto, legittimo, eccolo qua, e noi adesso rientriamo per accogliere Biagio Castagna. Eccolo qua, ciao Biagio. Ciao Fulvio, felice pomeriggio a tutti coloro che ci seguono da casa. Ecco, allora ricordiamo Biagio Castagna, che è il radiocronista del web, quindi imperversa scherzosamente, cioè imperversa nel senso che per chi è ovviamente tifoso di una squadra di calcio, in primis quella che vedete alle sue spalle con i colori e il suo marchio, tra parentesi, quello è il marchio precedente. E ti piace il marchio nuovo? Che dire, l'innovazione ovviamente, però quello precedente era molto molto bello. Era molto molto bello. Va bene, io da un po' da grafica, da comunicatore, devo dire la verità che il nuovo non si discosta concettualmente tanto da quello passato. Poi è chiaro che cambiano le cose nel tempo, e poi comunque si può ritornare al passato, come è successo anche con il marchio che hai alle spalle, dopo appunto l'utilizzo di un altro marchio che era il famoso Biscione. Allora, il Biagio Castagna è il radiocronista del web, e quindi ogni partita dell'Inter lui la segue nel web, e quindi questa passione è iniziata innanzitutto per ciò che riguardava la radio nel passato, da bambino, da ragazzino, e poi in qualche modo si è allungata negli anni con la propria passione per la propria squadra di calcio, anche grazie all'utilizzo dei mezzi social, e quindi in questo caso del web, per dopo allargarsi anche alla radio, che è la radio da cui appunto anche con cui collabora, è appunto radioplaytime.it. Esatto. Una stagione dopo l'altra, dopo lo scudetto, la Supercoppa a gennaio portata a casa dall'Inter, adesso questo finale thriller con 3 partite e 2 trofei
da doversi ovviamente giocare sul campo, con mercoledì primo trofeo in palio, e lì si parla di finalissima all'Olimpico, Certo. Juventus-Inter, e poi andremo a vedere questo finale dove ancora sia in testa che in coda non è nulla scritto. Ecco, senti, da quanti anni appunto fai il radiocronista del web? 5 anni, questa è la quinta stagione. Per l'Inter 251 radiocronache, tutte andate in onda, e grandi emozioni. Ricordo Ecco, con passione, dimmi Fulvio, no, no, prego, prego, ricordi con passione? ricordo con passione ovviamente agli esordi l'Inter di Spalletti, che all'ultima giornata centrava la Champions contro la Lazio all'Olimpico, così come nella seconda stagione quel diciamo Inter-Empoli, che sembrava una partita quasi già banale scritta, ma quante emozioni, fino ai miracoli di Andanovic e di D'Ambrosio, D'Ambrosio. al gol di Nainggolan. Quindi gente quasi un po' scomparsa, alcuna, altra invece che la ritroviamo ancora lì, e sempre con quell'Empoli dove l'Inter da poco ci ha fatto in un primo momento soffrire per una bella mezz'oretta, e poi è arrivato il grande cuore, il solito cuore dei ragazzi che non danno mai nulla per perso e che ce la mettono tutta, nonostante questo Milan combatte e vince partite dove sembra poter, diciamo, perdere qualche punto, ma anche loro vanno fatti i complimenti per il cammino che stanno svolgendo. Bene, e vabbè, d'altronde è inevitabile. Dopo faremo un accostamento perché vedendo i dati, perché a me piacciono molto i dati, no? Mi piacciono molto i numeri e quindi quelli credo che confortano tantissimo, anche molte volte nel cercare di capire globalmente l'impatto che ha una squadra sul terreno di gioco, e ci si rende anche conto del perché si fanno determinate azioni e anche del perché non viene scelta una certa linea. Per esempio il Milan non segna di testa perché fa meno cross, perché gioca la palla bassa e quindi ha una logica più di manovra e di capovolgimento di fronte, mentre invece l'Inter gioca in vario modo, soprattutto con il doppio binario a destra e a sinistra, e quindi grandi cross per sfruttare l'elevazione di Dzeko, ma anche di Lautaro, e soprattutto nei calci d'angolo anche di quelli alti che vengono da dietro. Da Quindi dietro. tutto ha una spiegazione. Nel calcio non c'è niente di... Per questo dico che i dati sono in qualche modo riescono ad avvicinarsi alla scienza. È anche vero, alla scienza calcistica, è anche vero che la scienza calcistica rimane ferma al palo quando invece c'è la creazione, la creatività, la possibilità di poter inventare, e il calcio ci aiuta in questo perché il campione risolve molte volte le situazioni. Il Milan ha un campione, forse sta crescendo, nascendo un campione che forse è questo Leao, che ha una sua velocità di base. Ho letto che praticamente ha delle caratteristiche importanti al quarto posto dietro Mappé, anche come gioventù, no? E quindi è uno che ha delle dribbling, il numero di dribbling riusciti tra tutti i tornei importanti d'Europa, quindi vuol dire che non lo prendi più con un giocatore del genere. E ieri si è visto. Cosa ne pensi? Ieri si è visto, ma durante l'arco del campionato il ragazzo ha mischiato, diciamo, fasi straordinariamente belle per la sua velocità, il suo modo di intendersi con chi, magari non proprio con il trequartista o con la punta. Infatti gli assist molte volte per il giocatore Leao arrivano o da Maignan, che è il portiere, o da Leao, o da Hernandez ovviamente, e quindi questo fa capire che il Milan ha in Leao un vero ariete d'area di rigore. Non è un caso che nelle ultime settimane questo trend di portare, diciamo, il Milan avanti pervenga da questo giocatore che è, secondo me, secondo il mio parere, un top player del Milan. Gli altri sono tutti grandi giocatori che potranno crescere nel tempo attraverso questo campionato, che sicuramente darà loro modo in futuro di poter crescere ancora, ma Leao ha quel qualcosa in più.
Beh, per esempio ci sono dei giocatori tipo, non so, Tonali, che avendo grande gamba e fisicamente molto in palla in questo periodo, e quindi i gol pesanti di Tonali vengono fuori dal fatto che lui ha accompagnato l'azione, va nello spazio, quindi è stato sdoganato quasi come incursore, un po' quasi alla Barella, visto che Barella è uno che si inserisce. Quest'anno Barella magari si è un po' più trattenuto da questo punto di vista, quindi io credo che ampio merito vada a Pioli, che soprattutto in momenti di difficoltà è riuscito a tamponare, a offrire sempre una garanzia di gioco, ed è importante questo, perché poi alla fine, tolti quei 2, 3, 4 elementi, il resto è abbastanza compatto, non c'è come, non so, ma non dico sull'Inter per andare a prendere l'Inter come esempio, non ci sono quei 4-5 elementi che possono invece risolvere di più la partita, quindi onore ovviamente a Pioli. Onore a Pioli perché con il materiale umano a disposizione ha fatto girare sempre, diciamo, la squadra nella convinzione che il risultato arrivasse sempre attraverso la profondità di gioco, cercando sempre di trovare il modulo giusto perché non ci nascondiamo nel dirlo, il Milan ha avuto tantissime defezioni. Soltanto nel citare Kier, il pilastro Sì. difensivo, e subito ha trovato in Kalulu e in Tomori grandi guerrieri dietro. Una squadra che magari davanti fatica a realizzare. Ora magari nelle ultime settimane qualche golletto in più si è visto come al Bentego di ieri, ma di solito al Milan bastava anche un solo gol per andare poi a prendere il massimo e quindi questo è indice di veramente Di compattezza, di di compattezza, di compattezza. compattezza. Senti, nel frattempo salutiamo Anna Maria Pavesi che in diretta ci sta seguendo, e anche Claudia Corsetti. Ciao grande Biagio Castagna, eccola Io qua. saluto il pubblico ovviamente che mi segue in radiocronaca, sono fedelissimi. Sono i fedelissimi, bene, molto bene. Allora andiamo a vedere un attimo quelli che sono invece i risultati, e ci ritroviamo appunto con la partita dell'altro giorno dell'Inter, l'anticipo Inter-Empoli 4-2, poi c'è stato un Genoa-Juventus 2-1 con il rigore all'ultimo secondo, ha fatto sperare ovviamente il Genoa, poi abbiamo il Torino-Napoli con il gol di Fabian Ruiz che ha sbancato Torino del Napoli, e poi abbiamo avuto anche il Sassuolo Udinese un pareggio salomonico, un Lazio Sampdoria 2-0 che lascia la Sampdoria un po' in difficoltà, l'Atalanta che si riconferma un po' di più in una trasferta comunque difficile per 3-1 nel campo della Spezia, il Venezia Bologna una partita piena di polemiche con il rientro di Mihajlovic in panchina, la Salernitana 1-1 con il Cagliari, con questo verdetto che lascia un po' uno stato di cose alla prossima per la prossima partita, il prossimo turno, un Verona Hellas Milan 1-3, l'abbiamo visto, la partita che in qualche modo tiene in gioco in testa alla classifica ovviamente il Milan, e poi stasera Fiorentina-Roma che deciderà anche qualcosa in chiave Europa League, staremo a vedere. Dunque, qual è la partita che ti ha un po' colpito tra queste come risultato? Colpito nei risultati sicuramente ce n'è più di una, perché questo lo ricorderemo come il campionato dove tutto verrà risolto verosimilmente all'ultima giornata, attraverso il Sì. 2-1 del Genoa sulla Juve, il pareggio al 99esimo da parte del Cagliari sulla Salernitana, il Venezia che batte il Bologna che era in vantaggio 2-3, lo batte 4-3. Quindi una catena di risultati che tu magari, parlo in generale, non avresti mai sottoscritto, ma che mantengono quel campionato affascinante, qualcosa che non Allora, si è mai visto. allora, senti, non so se non si è mai visto, comunque in ogni caso c'è una polemica riguardo a questo, perché io tengo sugli scudi il campionato di calcio, il nostro modo di essere con il nostro movimento è un movimento, magari in questo momento non siamo al massimo, non siamo perfetti, e perdiamo delle posizioni nei confronti degli altri tornei europei, però adesso dire che il nostro campionato è un campionato livellato verso il basso, scadente, eccetera, eccetera,
È un campionato che, se lo si prende per quello che è, ci dà appunto come l'hai appena detto tu in questo momento, è proprio il fatto che per la testa della classifica, per il fondo della classifica c'è incertezza, e poi comunque anche quelle che sono al centro classifica si danno da fare, perché ieri il Verona comunque ha fatto la sua partita, incroci l'Udinese, è difficile, l'Empoli è difficile, quindi sono squadre che sono già salve, che però sono difficili da incontrare, il Bologna stesso, quindi questo che secondo me è un merito per le squadre di calcio italiane. Sei d'accordo con te, sei d'accordo con me con il discorso appunto che riguarda il campionato di calcio, che ovviamente non ha bisogno di essere sempre equiparato alla Premier, alla Liga o altri campionati, ma ha la sua validità sempre comunque. È sempre bello vedere il campionato di calcio italiano, perché comunque ti regala sempre grandi emozioni, grandi spunti. Ricordiamo che i vari Cristiano Ronaldo, Lukaku e compagnia bella facevano parte di questo campionato italiano da poco e quindi sono andati via. È ovvio che perdendo campioni del genere magari il fascino per altri può venir meno, ma per noi italiani il nostro campionato rimarrà sempre il nostro campionato È un po', affascinante, a è un po' prescindere. quello che si dice certe volte, anche, non so, c'è stata anche una polemica riguardo a questo, quando c'era il campionato del mondo femminile, di calcio femminile, tra parentesi la squadra italiana ben seguita a livello televisivo, però quello è un altro calcio. Secondo me è sbagliato dire una cosa del genere, perché bisogna calarsi in quel calcio e capire quel calcio. Come adesso, se uno guarda i pulcini che giocano a pallone, o gli esordienti o la primavera, è chiaro che non sarà mai la Premiership, ovviamente, e quindi questo credo che Esatto. sia importante. Senti, Hai, buonasera. Sì, prego, prego. hai anticipato proprio quello che stavo per dirti, Prego. proprio con la primavera, un altro campionato che magari non viene messo in risalto, o almeno lo seguono i fedelissimi, ma è un campionato che ha fatto scoprire fior di campioni. Beh, Vlahovic viene arriva da lì, seguito, esatto, sì, 3 anni fa era lì, e quindi insomma e tanti altri campioni dove l'Inter in tempi di magra, attraverso il grande DS Pierausilio, riuscì a fare grandi cose attraverso la nostra primavera, parlando di primavera. E Però quindi sai, poi questo è sempre un po' un argomento caldo. Adesso, buona serata Fulvio Biagio, Forza Inter, Assunta Frate Loreto, va bene. No, perché il discorso dei giovani è sempre un po' quello. Io sto pensando a quando eravamo, l'Inter vinse la Next Generation con Stramaccioni, di tutti quei giovani lì. Abbiamo visto un po' di giocatori che sono ancora adesso, penso a Duncan, Benassi, poi c'era Longo, il portiere, adesso mi sfugge il nome, però per esempio Longo all'epoca dice: abbiamo trovato il centravanti del futuro, quindi bisogna fare sempre molta attenzione, no? Nel non calcolare le cose in modo sbagliato, perché i giovani hanno bisogno di crescere, bisogna un attimo vedere. Tu che sei interista, per esempio Pinamonti, come lo stai vedendo? sicuramente molto bene, grande campionato da parte del ragazzo. Se i giovani vanno, diciamo, mandati per farsi le ossa, questo è il gergo, da altre parti, poi se questi sono i frutti di un campionato così ben fatto, e allora è giusto dare una grande possibilità al ragazzo, perché non vedo nessun tipo di possibilità differente nel non puntare su Pinamonti invece di fare un altro nome, uno invece che un altro. È un giovane, ha realizzato tanti gol, è stato decisivo, ha fatto vedere di essere pesante in zona gol, e allora perché Che non... idea, che idea ti fai di Pinamonti in un rientro all'Inter? Secondo te è possibile, oppure è più appetibile il fatto di poterlo vendere? Dicono che 40 milioni non li può valere, come dicono che anche 40 milioni non li può valere Scamacca, che è un prospetto seguito. Metti che possa valere 25 milioni. Il calcio di adesso, soprattutto nell'economia del calcio di adesso dell'Inter, 25 milioni potrebbero rappresentare tanto. Potrebbero rappresentare tanto, ma io sono dell'idea che dopo un campionato fatto
così con grandi risultati all'Empoli, il ragazzo dopo una stagione all'Inter potrebbe raddoppiare il suo costo del cartellino. Quindi io, quale dirigente mercato, ci penserei veramente più di due volte nell'andare a puntare e spendere più che altro dei soldi pesanti per un altro profilo giovane Sì, italiano. anche perché poi vedo che è un giocatore che si è completato, no? Quindi si è strutturato di più fisicamente, mi sembra. Gestisce la palla, gioca per gli altri. In fin dei conti, il ruolo di Dzeko è un po' questo, no? E quindi pensiamo a Dzeko che ha una certa età e quindi logicamente prima o poi bisogna pensare a un suo sostituto. Credo che come seconda punta davanti o perlomeno con una punta fiancata come Lautaro, tutto sommato non starebbe male, no? Se vogliamo ripetere quell'ambito, poi magari si cambierà, magari arriverà questo, cosa dici? Assolutamente, anche Lo perché il vedi? Lo vedi ragazzo, questo? è certo che lo vedo, lo troveremo mercoledì da avversario, poi a fine stagione cambieranno i colori. Però appunto nel caso non si sa, che è sicuro, perché molti dicono non può arrivare, non può andare all'Inter che gli offre meno di quello che aveva chiesto alla Juventus, però mai dire mai. Lo vedresti bene a fianco a Lautaro o è una cosa, è una coppia forse, anche se Lautaro non lo sposti certe volte, però è una coppia tutto sommato un po' leggera, no? Pensando a Sì. Dzeko. La stiamo buttando lì, ovviamente. Parlando poc'anzi di Pinamonti, Pinamonti è un grande profilo, recuperatore di palloni, ma soprattutto finalizzatore, e quindi insieme a Lautaro Martinez e a questo grande campione di Dybala completerebbero un attacco straordinario. Io lo vedo anche perché non dimentichiamoci che la coppia cilena dell'Inter, Vidal-Sanchez, a fine stagione potrebbero entrambi lasciare, quindi Certo. lascerebbero un grande tesoretto da poter No, più che piazzare altro per... non paghi fior di stipendio, ecco, quindi Esatto, Dybala arrivato a zero, fai il contratto per quei 3-4 anni e quindi e lo paghi con te lo come avresti paghi. dovuto pagare i due giocatori. Quindi Esatto, così come avresti dovuto pagare entrambi. Io ci credo, e poi ovviamente il calciomercato ha raccontato favole e poi scoperte sì. altre. Qui invece, vuoi o non vuoi, c'è sempre quel popò di grande dirigente di Beppe Marotta che ha un grande rapporto col ragazzo e potrebbe fare la differenza del mondo. Staremo a vedere. Bene, andiamo a vedere un attimo la classifica, ecco, la vediamo qua, abbiamo appunto il Milan a 80 punti, a 2 punti c'è l'Inter con 78, il Napoli 73, la Juventus 69, Lazio 62, Roma 59 assieme all'Atalanta e poi abbiamo la Fiorentina ottava 56, Verona 52, Torino a 47 e poi scendiamo poco a poco col Sassuolo 47, appunto anche il Sassuolo, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Sampdoria e Spezia 33 e qua entriamo in questa zona difficile, Bollente. bollente, appunto abbiamo le due squadre liguri a 33 punti, la Salernitana che sta facendo un rush finale pazzesco a 30, il Cagliari a 29, perché la Salernitana era ultima, per tutto il campionato è rimasta ultima, Salernitana quindi a 30, il Cagliari a 29, il Genoa a 28 e il Venezia a 25. La Salernitana se avesse vinto l'altro giorno avrebbe quasi raggiunto lo Spezia della Sampdoria a 32 punti e lasciato il Cagliari a 28, quindi ci sarebbero stati 4 punti di differenza su 6 e ci sarebbe già stato probabilmente quasi lo scollamento delle ultime 3. E aggiungo Fulvio, nel recupero la Salernitana ha subito il pareggio a 2 minuti dal termine con l'Atalanta. Sarebbero stati 4 punti che avrebbero chiuso il discorso. È vero, è vero, è vero, è vero. Quindi questa è una squadra che ha cambiato proprio completamente aspetto e anche gestita bene da Nicola. Senti, guardiamo un attimo un accostamento. Con Sabatini che è un Sì, grande certo. nell'andare a prendere giocatori finiti e poi
rivitalizzati da Nicola, che fu il grande eroe della salvezza del Genoa di qualche stagione fa. È vero, infatti. Senti, parlando ancora di Inter, poi parleremo comunque delle altre squadre, quindi non è che ci incuniamo solo nelle faccende nerazzurre, c'è bisogno di un tesoretto per poter comprare qualcuno, al di là del fatto dell'operazione di Dybala con l'uscita dei 2 cileni, però c'è anche un discorso di abbassamento dei costi, bisogna insomma avere un utile di 60 credo milioni, che non è poco. Questo è un giocatore del quale ne faresti a meno oppure no? Anche pensando al fatto che c'è per esempio Bremer, che è un giocatore del Torino che potrebbe arrivare a parametro zero, oppure non so, mi sembra, o a un costo comunque più contenuto. Sarà un costo più contenuto e sicuramente già da diverso tempo nei pensieri della dirigenza nerazzurra, parlo di Bremer, per rinforzare il pacchetto nerazzurro, proprio perché Stefan De Vrij, diciamo, sarebbe il primo candidato a poter lasciare È un l'Inter. parametro zero, è un parametro zero che se ne va e quindi fa una plusvalenza, no? Ovviamente, quindi E a livello fai di bilancio. plusvalenza e arrivi comunque a coprire alla grande, in tutti i casi, sia il rapporto spese che quello tecnico sul campo. Senti, come vedresti la difesa con Bastoni centrale e Bremer a destra e Skriniar a sinistra? Perché penso che dovrebbe arrivare così, a meno che non sia Skriniar a stare al centrale, con Bastoni a sinistra e Bremer a destra. Così la vedo più inquadrata la situazione. Con Mi dà Skriniar che gestisce? con Skriniar che gestisce, perché lui ha le doti di condottiero, di far salire la difesa, di guidare la difesa. Anche dopo, diciamo, il percorso di Samir Handanovic, lo inquadrerei come proprio leader dell'Inter, dando proprio la fascia a Milan Skriniar per tutto il lavoro che ha svolto. E parlando adesso di difesa, Bastoni dal suo ruolo di terzino sinistro diciamo, non Non lo lo smuoverei mai. sposteresti, non lo Esatto. sposteresti, ecco. Quindi, beh, a parte il fatto che comunque ha giocato anche centrale nella difesa della nazionale, quindi ci sta, è un giocatore che ha una visione più aperta, ci può stare comunque. Poi Simone Inzaghi ha fatto capire di essere capace di poter far svariare veramente chiunque. Ricordo il gol, peccato che non portò i 3 punti, a Bologna di Ivan Perisic, lui che destro non è, si trovò a giocare quella palla proprio da quelle parti, da una rimessa laterale, e a inventarsi un gol straordinario. Quindi non c'è il ruolo fisso per forza, diciamo che è per pochi, se vogliamo, nei centrocampisti, in Barella Brozovic o in Lautaro Martinez. Poi gli altri sono dei grandi interlocutori, possono interscambiarsi senza nessun tipo di problema. Allora, prima abbiamo parlato, abbiamo elogiato comunque il percorso del Milan e del suo allenatore. Adesso stiamo parlando dell'Inter e quindi elogiamo questo. Io ho fatto mi piacciono i numeri, quindi sono andato a prendere un po' tutti i vari numeri, basta andare sul sito della Lega Serie A e ci si rende conto ovviamente degli accostamenti, si tirano giù le statistiche. Velocissimamente, anche se ce ne sono di statistiche sia di squadra che dei giocatori, alla fine di tutto ciò arrivo anche a pensare come mai l'Inter va a perdere uno scudetto di questo tipo, però non è che siamo qui perché dobbiamo piangere sulla spalla l'uno dell'altro, però effettivamente l'Inter ha fatto 78 gol contro 64, quindi prima l'Inter e quinto il Milan. I tiri, l'Inter è prima in questa classifica e il Milan è secondo, 633 contro 570. Gli assist, l'Inter è prima con 52 assist, il Milan è settimo con 34. I cross utili, l'Inter è prima con 289, il Milan è tredicesimo con 185, quindi qua c'è anche un discorso proprio di logica di gioco. Le parate sono l'Inter è tredicesima con 92 e il Milan quindicesima con 91. Pali e traverse, settima l'Inter con 14, pali e traverse, scusate, il Milan invece ne ha 11. I corner, l'Inter è prima con 240, il Milan è sesto con 184. Poi vabbè, ci sono i fuorigioco, i gol di testa sono 18 contro 5. Possesso palla, l'Inter è terza e il Milan invece è settima.
E quindi queste sono, diciamo, le statistiche delle squadre. Dei giocatori abbiamo le statistiche dove praticamente i marcatori abbiamo che Lautaro è terzo con 19 nella classifica e Dzeko è nono con 13 gol. Insieme fanno esattamente 32 reti. Andando invece dall'altra parte, il Milan ha i 10 gol di Leao, i 9 di Giroud e gli 8 di Ibra. Quindi insieme sono veramente molto ma molto distanti dalla coppia, la prima coppia regina del campionato italiano, che è quella di appunto Lautaro e Dzeko. Quindi, ma lo dico anche per gli amici interisti che sono sempre lì a considerare Lautaro, ecco, non segna, subito a trovare la vittima a sacrificare. Poi gli assist, secondo è Çalhanoğlu con 11, Barella è quinto con 9, Leao è decimo con 7. Poi il numero dei tiri, il top tiri, Lautaro ne ha fatti 103 ed è terzo, Leao ne ha fatti 90. I passaggi chiave sono il secondo in posizione Çalhanoğlu con 68, Teo Hernandez 22esimo, che è uno che effettivamente fa questo tipo di gioco con le sue incursioni, con 43 chilometri percorsi. Il primo è Brozovic, il primo del milanisti è Tonali, 47esimo. I falli subiti 29 in classifica, Barella con 48 e Teo invece è settimo, che subisce molti falli con 69. Gol di testa, Lautaro ne ha fatti 4 assieme al Dzeko, Perisic e Skriniar ne ha fatti 3, Dumfries ne ha fatti 2, Giroud ne ha fatto 1. Parate dei portieri, ottavo è Andanovic con 91, quindicesimo è Maignan con 76, vuol dire che la fase difensiva del Milan funziona. Pali e traverse, 3 di D'Ambrosio, 3 di Lautaro e 2 di Ibra. Questo è lunga, però abbiamo visto che praticamente i dati statistici effettivamente ti danno un'indicazione pazzesca di una squadra che in teoria avrebbe dovuto far suo questo campionato. Non so, non è ancora finito, però è molto difficile che l'Inter riesca, ci dovrebbe essere un'implosione del Milan nelle ultime 2 partite. Dov'è che ha sbagliato l'Inter? È stata una congiuntura particolare, non penso alle partite ravvicinate di gennaio e febbraio, con anche l'impegno della Champions. È stata una mancanza di alternativa di schemi, magari Inzaghi in certi momenti avrebbe potuto inventare qualcosa. È stato, non so, una stanchezza fisica, quindi una preparazione che magari non è stata ottimale, poi in realtà non è vero, però c'è stato magari un momento di calo fisico che proprio non ha avuto assolutamente un decorso positivo, no? A livello di risultati, oppure solo un po' di sfortuna o una palla. Mio amico dice, ecco, per la papera di Radu perdiamo lo scudetto. Qual è il tuo pensiero? Il mio pensiero è che ho giocato a calcio anch'io, ho avuto la fortuna di poter allenare e sì. Quindi so che nel calcio non è nulla mai scritto, devi giocarti le partite e molte volte l'Inter, avendo anche avuto il predominio territoriale andando al tirassegno, un po' come è accaduto con l'Empoli. Immaginatevi contro l'Empoli cosa sarebbe sceso giù dopo tutte quelle palle tirate addosso a Vicario, alla difesa, ci fu un tiro al bersaglio, magari la palla non entra, il colpevole, come giustamente avevi detto tu poc'anzi, sarebbe stato Lautaro Martinez. Sbagliato, perché l'imprevedibilità del calcio sta tutta lì. Il Milan molte volte viene condannato di realizzare poco, l'Inter viene condannata di attaccare tanto, di produrre parecchie palle gol e magari di non realizzare poi fino in fondo quello che sarebbe stato, diciamo, il volume scudetto, di gioco. Il volume di gioco è uno scudetto portato a termine diversamente. Io ricordo sicuramente, come tutti da casa, i nostri amici da casa, i pareggi con Genoa e Torino, partite dominate e poi però che hanno preso altre strade. Però lì non eravamo brillanti, non eravamo brillanti, tant'è vero che, se ben ti ricordi, si giocava con la palla lunga, si scavalcava, quindi perché non c'era grande fatica fisica. Bravo, e infatti, caro Fulvio, stavo dicendo quello, che c'è
ci sono partite in cui la palla non vuole entrare, partite in cui un calendario veramente horribilis non dava a Simone Inzaghi la possibilità di variare e quindi di dover giocare con gli 11, diciamo, titolari, che poi sono tutti titolari, però ogni squadra ha il suo 11, non ti puoi privare di nessuno. Quando l'Inter è venuto, diciamo, a privarsi di Marcelo Brozovic, ha pagato qualcosa nel ragionamento a Certo. centrocampo. È un po' un errore questo, no? Il fatto di non aver, ma già sono da quando Brozovic è stato portato, spostato da Spalletti nella posizione, poi quella sua congeniale, no? Perché giocava già nella Croazia, non trovare un centrocampista anche da far crescere, no? Io mi ricordo che c'era, come si chiamava? Pelé. C'era un ragazzo portoghese che una ventina, quindicina di anni fa che giocava ed era non mi ricordo che c'era Paolo Sosa, insomma lo facevano crescere in quella posizione, no? E quindi serviva Sì. in certi momenti, aveva 20 anni e a poco cresceva proprio da un punto di vista proprio di esperienza. Quindi forse l'Inter ha commesso un po' questo, perché a far arretrare Cialanoglu o Barella in quella posizione o Vidal o Gagliardini, insomma... Assolutamente, anche perché se diamo un'occhiata alla rosa dell'Inter, la bellezza di avere 4 ali che giocano praticamente con una facilità, una velocità, riescono a fare il tutto fascia, cosa che a centrocampo invece non possiamo dire altrettanto, perché ti viene a mancare Brozovic, già hai un grande problema. Barella che difficilmente salta una partita, per fortuna nell'ultimo match solo risentimento, nulla di che, lo ritroveremo nella finale. Già pensare di non aver avuto Barella sarebbe stato anche quello un grande problema. Io mi auguro che l'Inter che verrà del prossimo anno si concentri ad avere per giocatore l'adatto sostituto, perché non me ne voglia la panchina dell'Inter, ovviamente nell'11 titolarissimo, mancava di qualità a centrocampo. Senti, qual è devi darmi il nome di un interista, un giocatore interista e milanista che in particolar modo ti ha sorpreso, ecco, quindi anche del Milan. Un giocatore che mi ha sorpreso è stato Perisic, perché lui veniva quasi criticato di non saper fare quel ruolo, di riuscire a coprire, e invece lo scopriamo oggi veramente indispensabile, riesce a fare di tutto, anche salvare gol nel derby di Coppa Italia in un'azione che sembrava ormai tutto scritto. È vero, è vero. Lui con grande verve, con grande cuore, lui è andato a difendere, attacca, crossa, fa di tutto. E quindi una grande sorpresa, Ivan Perisic. Per il Milan, ovviamente, qui è Rebus a 2 se non a 3, però dopo l'uscita di Gigio Donnarumma, ovviamente c'era questo grande punto interrogativo. Il Milan è stato non bravo, di più, fenomenale, nel vedere, nel puntare su questo portiere, Maignan, che con le mani è veramente fenomenale, si tuffa, lancia profondo, gioca benissimo con i piedi ed è entrato nell'arco temporale minimo, diciamo, nell'intento di far giocare tutti con i suoi lanci, già si capisce a volo. E quindi aggiungo, non è vero che bisogna avere anni prima di inserirsi in un contesto. Se sei bravo dappertutto. Beh, qua si vede la classifica anche dei gol subiti, quindi su 36 partite il Milan ha subiti 31 come l'Inter, quindi l'Inter ha preso qualche gol ultimamente e quindi è scesa, diciamo, dal suo trono. Anche il Napoli, che aveva fatto un inizio di campionato pazzesco con una difesa che aveva preso un gol mi sembra in 10 partite, la Juventus, che ha fatto della difesa tutto sommato il suo caposaldo, perché a livello di attacco veramente è molto ma molto indietro. Va bene, allora a questo punto ci sono già dei temi, velocissimamente perché poi mancano 20 minuti qua, ragazzi, parliamo un po' di calcio e quindi ci si è veramente si perde un po' la nozione del tempo e abbiamo ancora delle domande da fare. Allora faccio vedere questo, Invest Corp, qual è il tuo pensiero? L'anno prossimo il Milan, quindi perché viene venduto,
e quindi viene venduto, ci saranno magari dei capitali e quindi probabilmente il Milan fa un passaggio in più, nel senso che compie uno step in più da un punto di vista qualitativo, al di là del fatto che non penso che possa acquistare tanti giocatori, però credo che dovrebbe diventare una squadra più forte di quella attuale. Ne sono convinto anch'io, anche perché con l'attuale stagione si aggiunge a quella precedente, quindi il Milan ha fatto 2 stagioni sempre ai vertici, poi scopriremo all'ultima giornata se da campione d'Italia o meno, ma cambia poco per quello che sarà poi appunto il nuovo passaggio ad Investcorp, e poi secondo me non tantissimi colpi mercato, ma qualcosa per l'entrata sicuramente il Milan vorrà fare. Io credo che sarà un campionato il prossimo ancora come questo avvincente, dove squadre come il Napoli, che si è perso per strada, ecco, io ti faccio vedere questo, eccolo qua, Ancelotti che vince la Liga, quindi aggiunse un altro trofeo, un altro campionato vinto a quelli precedenti vinti in Italia, in Inghilterra, in Francia e in Germania. L'avevano anche loro 2 stagioni fa. E come mai il Napoli è sempre un po' una squadra che a un certo momento implode? Cioè implode, c'è sempre un qualcosa e non si riesce a capire. Io assicuro al pubblico che non c'era nulla di preparato, ma con Fulvio sembriamo in simbiosi. Infatti stavo per parlare di Carlo Ancelotti e con il Napoli, che sembra sempre sbagliare diciamo la mossa vincente, perché bravi allenatori li ha sempre avuti. Poi per questioni ambientali, per scelte, Per presidenti? soprattutto per presidenti, si è visto poi diciamo buttar via quello che a Napoli sarebbe stato il paradiso, perché immaginatevi uno scudetto a Napoli cosa accade. E infatti non dicano che nessuno ci avesse sperato, anzi fino a Napoli-Fiorentina era lì da giocare. Sì, era lì ancora da giocare. Era da giocare. Poi in quelle 3 partite, uno dietro l'altro, il Napoli perderà 8 punti, ne prenderà solo uno nel pareggio con la Roma, e quindi se andiamo a calcolare i 73 punti e gli 8 persi sarebbe prima in testa al campionato, ma questo non è così, e quindi adesso ovviamente tutti i tifosi del Napoli stanno pensando a Carletto Ancelotti, che continua a dare spettacolo, andare avanti con la sua saggezza, con saggezza, con silenzio, con umiltà e con quel bagaglio di grande calcio. Da calciatore parlo, perché prima di essere un allenatore tu ti porti dietro quello che tu sei stato, cosa hai vissuto, è un grande, e quindi io l'ho sempre riconosciuto. Sì, è un grande intenditore. È un grande così. Senti, scendiamo un po' perché ce ne sono altri personaggi, uno è questo. Molti danno la colpa farà meno punti di Pirlo, sì, però ha già messo in sicurezza vuoi che il campionato è andato in una certa direzione. L'anno scorso forse era un po' più competitivo da un certo punto di vista, perché fino all'ultimo c'era un'Atalanta più performante, c'era il Milan, c'era l'Inter, c'era la Juventus, erano tutte un po' lì. Adesso tutto sommato si è un po' livellato, però è sempre vincente, l'abbiamo detto all'inizio. Quindi positivo l'avvento di Allegri, oppure c'è da fare qualche critica? No, su Allegri, così accostando quello che dissi all'inizio, il ruolo dell'allenatore è un ruolo sensibile, in quanto Allegri viene riconosciuto con i vari campioni, con i vari Pogba, Vidal giovane di tanti anni prima, con il campione comprato a Napoli e portato, il bomber ovviamente, Pjanic anche della Roma. Comunque era tutta un'altra squadra, molto più forte. Infatti la Juve con le idee di Allegri andrà 2 volte in finale, poi non andrà bene, ma comunque l'impronta c'è. Parlare di quelle Juve accostandola a questa Juve con il materiale umano, faremo un grande errore. Sì, prego, scusa. Lui è rientrato per diciamo ristabilire quelli che furono i precedenti campionati, dove la Juve vinceva il campionato sistematicamente. Allora, lui ha posto, scusami, ha posto un po' di chiarezza
soprattutto a centrocampo, però ecco, hanno preso un attaccante che prima o poi entrerà nelle corde, forse ne prenderanno un altro ovviamente, non so se terranno Morata. Qual è il passo che dovrebbe fare per cercare di essere un po' più competitivo? Probabilmente ci vorrebbero almeno un paio di ruoli nuovi. Allora, caro Fulvio, io per concludere quello che stavo per finire di dire poc'anzi, lui ha pagato sicuramente il campionato precedente, l'uscita di Cristiano Ronaldo, che dava alla Juve un gol a partita, sicuramente, o almeno il massimo, la difficoltà di poter gestire sicuramente nomi che erano più in uscita che in entrata, infatti il duo Kulusevski con l'altro giocatore bianconero in uscita al Tottenham, e poi ovviamente da non dimenticare Chiesa, che si è Vabbè, infortunato certo, e perso per gran parte della tutta la stagione. stagione. Bisogna vedere con quale materiale avesse portato avanti il campionato Champions League. Va fatto il complimento ad Allegri per aver centrato con qualche giornata d'anticipo la qualificazione, perché ormai il campionato già dopo 10 giornate per la Juventus sembrava essere una chimera, con Napoli e Milan che facevano strada da sé, a fine girone d'andata ancora di più, e quindi la Juve è sempre lì che comunque anche quando le cose non vanno per il verso giusto, o almeno sembrerebbe essere un'annata fallimentare, l'annata fallimentare non lo è, perché bisogna ricordarsi tutto quello che è accaduto, e poi qualificarsi per la Champions è E sempre poi un c'è una fattore. finale, e poi c'è una finale di Coppa Italia. Esatto, Quindi, e poi ecco. da non Sì. dimenticare, bravo, stavo dicendo, aggiungevo la finale di Coppa Italia che ti permette di giocarti un trofeo. Certo. Senti, metto qua Mourinho, ma parlo di Lazio e Roma. Chi è più avanti? Probabilmente la Roma nell'operazione, diciamo, di cambiamento, perché mi sembra che ogni anno, alla fine, negli ultimi anni, i grandi giocatori alla Lazio non sono approdati, anzi stanno cercando di smantellare adesso, probabilmente con una nuova idea tattica, che però a me non pare che Sarri abbia poi portato questo grandissimo valore aggiunto, però è sempre lì, insomma, ha fatto un campionato comunque dignitoso. La Roma invece dà dimostrazione di essere un po' più virtuosa, con anche dei giocatori che sono stati presi, quindi più vicini anche alle idee di Mourinho. Faranno quest'ulteriore passo l'anno prossimo in avanti? Chi delle due diventerà più pericolosa? Io credo, dal lavoro svolto, dall'andamento della stagione, che la Roma sarà quella che potrà dare, diciamo, più fastidio per le ambizioni, diciamo, Champions League. Il salto di qualità lo si nota nel girone d'andata. La Roma è un cantiere aperto, è una sconfitta a Venezia, susseguita ad una eclatante sconfitta contro il Bodo Glimt, fa scoppiare il sergente Mourinho, che rivoluzionerà praticamente la rosa. Di suo fare, ovviamente lui è un grande comunicatore, con la squadra fa sì che avrà un mix di giocatori giovani, di giocatori comunque navigati, esperti, vedi Smalling, vedi Mkhitaryan, vedi giocatori che hanno grande qualità, e siamo fortunati noi italiani ad averli, quali Pellegrini, quale Zaniolo. Da dietro comunque sempre Cristante è stato al lago della bilancia in questo centrocampo Di rivalutato copertura. di copertura, bravo, per quel che riguarda poi una copertura preventiva, ma allo stesso tempo anche una riproposizione dal basso verso l'alto. Mourinho in questo è un grande stratega, e infatti Certo. poi la Roma nel girone di ritorno, se andiamo a guardare i dati, farà filotto, andrà a vincere a Bergamo, dove l'Atalanta ancora volava. Era la prima sconfitta di Gasperini contro, diciamo, una squadra di grande nome, per quel che riguarda la zona alta della classifica. La Roma va a Bergamo, rifila un poker, Zaniolo e Abraham mostruosi, e quindi questa finale per la Roma ovviamente fa sì che l'ago della bilancia penda più per il lavoro svolto da Mourinho. Mentre La figura, sì, prego. Scusami, mentre per quel che riguarda Sarri, non me ne voglia, ma io vedo sempre quel tipo di
di palleggio, non vedo mai una giocata differente. I giocatori lui buoni a disposizione li ha sempre avuti, addirittura si parlava all'inizio stagione di una cessione in questo campione che ha risolto con una giocata spettacolare lo spagnolo ovviamente sul gol del 2-0, Luis Alberto, e bisogna vedere quali siano le idee. Le idee di Mourinho le conosciamo, perché un conto è avere una squadra dove hai grandi difficoltà, dove prendi veramente bastonate, perché perdere 6-1 non fa bene mai a nessuno, specialmente contro una squadra semisconosciuta. Certo. Lui rivoluziona tutto, dà delle linee, chiede delle cessioni, dice ai giocatori che non vorrà sì, avere. quindi va bene, e anche lì siamo di fronte al cospetto appunto di un allenatore che sa di calcio. Parlavamo prima di Ancelotti, Mourinho non è da meno. Senti, Luis Alberto potrebbe seguire, perché non piace a Sarri, potrebbe seguire Inzaghi, ti piacerebbe all'Inter, a posto magari per far rifiatare o avere un'alternativa di gioco a centrocampo? Avendo già diversi nomi in uscita, tra i quali Vidal e Vecino, l'Inter deve obbligatoriamente puntare su centrocampisti di grandissima qualità. Luis Alberto unisce Potrebbe. fantasia, qualità, e quindi potrebbe. Ok, senti, abbiamo questo personaggio, Gasperini, che incontra il Milan proprio la prossima partita, ed è un allenatore che ha fatto veramente molto, ma molto bene in questi anni in questa isola felice che è l'Atalanta, a livello sia societario sia di valutazione dei propri giovani, di crescita, ma anche monitorizzazione di campioni con buone prospettive, un buon gioco, molto seguito ovviamente questo gioco. Sembra però che quest'anno ci sia stato un qualcosa, non so se è l'avvento di una parte societaria nuova o di un qualcosa che si sta scollando all'interno stesso dell'organico a livello proprio sportivo. Cosa pensi? Con Gasperini riparte quindi l'anno prossimo, e quindi al di là probabilmente è legato al raggiungimento dell'Europa League anche come sua riconferma? Questo credo sia il nodo, il tassello fondamentale per Bergamo, diciamo, tifoseria, squadra, ma soprattutto dirigenza. Un Atalanta che ha fatto sognare in grande durante le ultime 3 stagioni, qualificandosi sempre alla fase finale della Champions League, dimostrando un grande calcio europeo, addirittura a metà stagione accostata all'Inter, perché l'Inter volava a metà campionato per la corsa al titolo. Ricordo voci di diversi giornalisti dire che addirittura l'Atalanta sarebbe riuscita a poter scucire il tricolore ai nerazzurri di Milano e a cucirselo loro. Il calcio va vissuto giornata dopo giornata, e per questo motivo dico che Milan-Atalanta per Gasperini può veramente dire tantissimo. Vedremo indubbiamente se sarà una partita importante da portare appunto a compimento per raggiungere appunto l'obiettivo. Ovviamente dall'altra parte c'è il Milan che ha l'altro obiettivo. Senti, questo invece è un allenatore, ma con questo allenatore italiano io voglio in qualche modo identificare anche Juric, Tudor, Dionisi, Mihajlovic, e comunque quegli allenatori che comunque gestiscono delle squadre di mezza classifica, con una Fiorentina che quest'anno ha perso il bomber, ma in realtà ha cercato di tamponare con dei bomberini, ecco, però ha tanti attaccanti, ecco, riuscire in qualche modo a essere ancora lì vuol dire che alla fine hanno fatto la cosa migliore, no? Vendere un giocatore, fare cassa ed essere ancora lì a combattere per l'Europa League. Italiano per la stagione straordinaria che ha portato alla Fiorentina, io lo premierei quale miglior allenatore di questa stagione. Una Fiorentina, a me anche piacciono tantissimo le statistiche e i numeri. 36esima giornata dello scorso campionato, la Fiorentina aveva 39 punti. Oggi invece i punti sono 56 e questa sera, se la gioca con la Roma, potrebbe raggiungere quota 59, se non erro. Quindi
e sotto l'occhio Raggiunge proprio la Roma, raggiunge l'Atalanta, poi sarebbero sempre 3 punti nei confronti della Lazio, quindi della andrebbero Lazio. a recuperare una partita molto importante, effettivamente quella di stasera, perché se la va a vincere inguaia la Roma, o perlomeno vabbè, insomma, se la devono giocare fino all'ultimo. Esatto. Senti, vedendo quindi comunque vabbè ci sono anche questi allenatori giovani che crescono e quindi anche lo stesso Dionisi, no, che indubbiamente ha fatto bene. Per ciò che riguarda invece il calcio italiano, no, in questo momento facciamo proprio un piccolo, viriamo un attimo prima di poi di andare a vedere la classifica del prossimo turno. Il calcio italiano ha avuto questa battuta d'arresto pesantissima in qualche modo, però in fin dei conti è un dettaglio, 2 rigori, li sbagli e dopo non entri più. Dovrebbe esserci un po' di meritocrazia, perché una squadra che vince un campionato europeo qualche mese prima, insomma, non può non può venire meno per una questione proprio di un punteggio di questo tipo. Poi partecipano a squadre che veramente non hanno senso. Saresti per esempio, per in qualche modo dare una wild card, una card di accesso alle squadre tipo il Brasile, la Germania, l'Argentina e E l'Italia? aggiungo, e aggiungo, e Prego. aggiungo, scusami, soprattutto per quelle squadre che hanno portato il titolo in bacheca. Italia campione d'Europa, darei l'accesso a chi porta, diciamo, Sì, il trofeo a casa. Dall'altra parte in Sud America, mi sembrerebbe più giusto, una cosa più sì, equa, beh, un po' quello che accade. il campione europeo partecipa al campionato mondiale. Esatto, O campione sudamericano, campione del Nord America e campione africano, quindi dovrebbe essere così, no, e è chiaro e che per però gli ci sono 2 anni di interregno, di campionato, di torneo di qualificazione in cui ancora non sai chi è ovviamente il campione europeo o sudamericano e quindi per forza devi fare le partite. A quel punto lì dovrebbe essere forse già automatico, il secondo posto diventa automatico, magari perderebbe un po' il valore del torneo, ecco, del gironcino forse, non lo so. Non lo so, io la Idea. vedo così. L'idea sarebbe quella di far partecipare comunque queste grandi potenze, perché è sempre una grande mancanza, non vedere un'Italia, un Brasile, una Certo, Germania, eccetera, eccetera, certo. fuori da un mondiale. Specialmente chi ha fatto la storia poi. Chi ha fatto la storia, lo so, è chiaro che se uno ha fatto la storia e non è più performante, però per esempio penso all'Uruguay che vinse il primo campionato del mondo, magari adesso non è al massimo, però vabbè, insomma. Non è Vabbè, nemmeno pensabile bambini che hanno 8 anni e non si ricordano cosa fosse un campionato del mondo eh con sì, l'Italia. questo Senza Italia. ha un senso, effettivamente è vero, ha un senso. Senti, andiamo a vedere il prossimo turno, eccolo qua, 37ª giornata di Serie A, abbiamo un Milan-Atalanta, ovviamente i primi 2 sono da bollino rosso, Milan-Atalanta e Cagliari-Inter, perché vogliono dire molto in chiave vittoria dello scudetto. Poi abbiamo un Empoli-Salernitana, un Napoli-Genoa e un Roma-Venezia, dove chiaramente ci sono degli interessi per la Roma per poter rimanere affrancato al sogno dell'Europa League. La Salernitana ovviamente e il Genoa per cercare, la Salernitana per cercare di mantenere la distanza, il Genoa per cercare di recuperare qualcosina, assieme ovviamente al Cagliari che deve andare a battere l'Inter a casa sua per cercare di sognare ancora la Serie A. Poi abbiamo un Sampdoria-Fiorentina che è l'Udinese Spezia, dove i 33 punti creano un po' di problemi, perché se non si, le altre partite appunto delle pericolanti non si risolvono in un qualche modo, possono ancora essere avviluppate all'ultima giornata a una eventuale retrocessione. Un Juventus-Lazio che è una bella partita, perché è una partita di cartello, però dice un po' meno alla Juventus, però la Juventus ha perso l'ultima partita e quindi a casa sua dovrebbe anche salutare i propri tifosi con una bella vittoria, e poi le ultime 2 non dovrebbero dire nulla perché sono partite dove ci sarà proprio uno scontro a viso aperto, Bologna-Sassuolo e Hellas Verona-Torino. Se tu dovessi andare a vedere una partita, tolta quella dell'Inter, che ovviamente farai la radiocronaca sul web, quale andresti a vedere? Per ovvi motivi Milan-Atalanta. Certo.
Ecco, quindi è una partita quindi di altri interessi, una partita che reputi importante, interessante da vedere? Importantissimo a questo punto per le sorti della retrocessione, Empoli-Salernitana. Eh beh, certo, indubbiamente quella è una partita, anche se poi appunto l'Empoli è più performante fuori casa che in casa, e quindi staremo a vedere. Quindi Fiorella Tozzi, ciao Bia, eccolo qua, ciao Bia, Ciao saluti. Fiorella. Ricordiamo appunto il radiocronista del web. Quindi abbiamo, allora, quindi alla fine della nostra trasmissione siamo arrivati quindi di questa bella chiacchierata. Io ti ringrazio perché ho conosciuto, perché mi piace molto conoscere le persone che riguardano ovviamente il mondo del calcio, ma anche non solo di quelle del calcio, perché siamo tutti più o meno tifosi, appassionati di calcio, quindi è una materia comune, trasversale, che ci accomuna tutti. Quindi Che Calcio Che Fa ha portato anche persone che indubbiamente non sono legate prettamente al calcio. In questo caso lo è, perché Biagio Castagna appunto è il radiocronista del web, quindi seguitelo, ha già una sua appartenenza presso la radio, ovviamente ai canali social, Facebook in primis, e quindi insomma è una bella diciamo idea quella di seguire, anche perché poi diciamo la verità, non è facilissimo, ci sono tante offerte sia a pagamento che non a pagamento. Se uno è interista segue una voce fuori campo, nel senso che non è di quelle ufficiali, che certe volte magari quando si vede una partita ti danno anche un po' fastidio a sentirle, e quindi diciamo che è una voce per un tifoso di una giusta appartenenza. Saluto anche Angelo Cascella, un caro saluto ad entrambi, è avvocato procuratore di calcio. Benissimo, ciao Angelo, è venuto anche in trasmissione. Biagio, che dire, colleghiamoci settimana prossima, il prossimo turno, ovviamente domenica, mi sembra alle 20:45, giusto? Alla sera, prima ci sarà invece la partita del Milan, quindi l'Inter saprà già eventualmente il risultato del Milan, e c'è il risultato invece da fare sul campo, che è quello ovviamente di andare a vincere a Cagliari. È una partita veramente molto ma molto difficile, sarà anche bella da seguire. Biagio, grazie allora. Io ti ringrazio Fulvio, grazie per questa bella chiacchierata. Saluto te e tutti gli amici da casa. Ecco, salutiamo appunto Claudio Corsetti, Fiorella Tozzi, Francesco Benigno, Gianluca Iorio, che è l'editore di Urbone Publishing, abbiamo Michele Fumarola e Anna Maria Pavesi. Grazie Biagio, alla prossima, va Grazie. bene? Ciao di nuovo, ciao ciao. Bene, siamo arrivati ovviamente alla fine della nostra trasmissione. Ricordo, per chi invece mi segue dal punto di vista editoriale, no? Che riguarda appunto la presentazione dei libri, vi dico che appunto domani ci sarà la presentazione del libro Di Terra e di Luce, Verde Chiaro Edizioni, del mitico Enzo Braschi, a Equilibri. Enzo Braschi, noto cabarettista di drive-in, che però si è veramente laureato, che è andato nella direzione di grande scrittore, e ha scritto questo bellissimo libro molto bello, che in qualche modo ci fa sognare un futuro più di speranza. Chi vuole seguire Equilibri, domani appunto Equilibri Sport, Salute e Benessere dalle 17, io sono qui, ovviamente non con questo fondale, visto che avevo sbagliato all'inizio. Grazie per aver partecipato ovviamente a Che Calcio Che Fa. Noi ci vediamo settimana prossima, sapremo qualcosa di più, chissà, magari dobbiamo aspettare l'ultima giornata, chi può dire. Buona serata.